Eliana, oggi Sì, è tematica e non poteva essere il altrimenti. cinema, l'audiovisivo ci aiuta tanto e adesso trasversalmente entreremo in un festival veramente particolare che è il Barba Blue Fest, che si tiene per il secondo anno nei miei luoghi, nella mia provincia che è Morgantina e Villa Romana del Casale. E per me ovviamente è un pezzo di cuore, è un grande onore ospitare colui che lo ha pensato e lo ha ideato, che è Pietrangelo Buttafuoco. Abbiamo deciso di anticipare il suo intervento delle 10:15 perché ha un volo da prendere, quindi Pietrangelo, Proprio benvenuto per con andare a noi. Morgantina. Ciao Pietrangelo, Ciao, grazie. Ti presento buongiorno. Eliana Chiavetta, Ben che è arrivato su Radio In. la mia partner radiofonica ormai da un anno e mezzo per questo format Open Day Cinema, che è nato, Pietrangelo, per dar voce ai giovani talenti, ai giovani cineasti, raccontare i processi filmici e gli audiovisivi. Ti ha preceduto Peppino Lobianco, che ci ha donato un montaggio sulla strage di Via D'Amelio che proprio un'ex allieva nostra sta curando, che è Giulia Di Maggio, e che voglio salutare, e quindi ci ha fatto questo dono. Ma oggi tu sei qui con noi e ci spiegherai perché ti stai prendendo un volo e perché stai andando a Morgantina. Però mi sa che questa risposta ha bisogno di un po' più di tempo, quindi rientriamo anche in In FM e FM, sì. facciamo tutto lì perché in questo momento ci ascoltano, ci Siamo un po' vedono. bipolari con questa Sì, storia dell'FM e soltanto gli Facebook. amici che sono su Facebook. Mirko, proviamo anche a rientrare già adesso. E dopo aver ascoltato Pink, eccoci tornati in diretta su Radio In. Continuiamo con gli ospiti che ci permettono di raccontare in maniera più approfondita questo martedì 19 luglio e lo facciamo con un altro tuo collega. Eh sì, è un collegone, è una persona preziosa per me, è molto molto autorevole. Pietrangelo Buttafuoco, benvenuto. E buongiorno. E allora, Sappiamo che è in partenza, verso dove e perché ci chiediamo. Allora, sono stato all'Aquila ieri sera per una straordinaria prima, La misteriosa fiamma della regina Loana di Umberto Eco, un inedito assoluto per la storia del teatro e dello spettacolo, bellissimo. un libro meraviglioso di Umberto Eco che è destinato a essere, per quello che è nella sua essenza, miscelare l'alta erudizione e la conoscenza e la sensibilità immediata popolare del pubblico festoso e allegro, e adesso un aereo verso Catania per poi andare a Morgantina. Morgantina è speciale. Ieri ho maltrattato un giovane collega che a un certo punto mi ha detto: non capisco nulla di provincia di Enna. Bestia, non c'entra niente la provincia di Enna. Ti sei Siamo offeso. proprio nell'apoteosi della bellezza, in uno Esatto. dei luoghi in assoluto più carichi di sacralità, non fosse altro per le divinità che lì albergano, sono sempre attive, fanno innamorare, incendiano di bellezza, e quindi c'è questo festival Barba Blu dedicato proprio alla testa di Ade, che è bellissima. Se avete modo di farla vedere, è ipnotica nella sua Abbiamo la perfezione, è locandina. qualcosa di magmatico che prende, e deve essere il canovaccio esatto che vi riguarda, non tanto nel processo filmico ma proprio nella poiesis, nella costruzione di ciò che è bello e di ciò che giustifica il bene. Stasera ci sarà una straordinaria rappresentazione, che è quella di Medea di Luciano Violante, a 30 anni dalla strage, dalle stragi di mafia, non soltanto identificata nella tragedia personale di Falcone e Borsellino, ma di tutti i caduti che hanno combattuto contro la mafia. Apposta stasera cogliamo l'occasione di essere a Morgantina, quindi nel cuore, nell'ombelico di Sicilia, per ricordare tra i tanti eroi dimenticati anche Boris Giuliano, che era di Piazza Armerina. E a questo proposito, caro Ivan, proprio perché mi piace questa tua definizione riguardo al processo filmico, noi abbiamo necessità e urgenza di mettere insieme, incollare tutti i fotogrammi che ci sveglino a una consapevolezza, e cioè il grande vantaggio di avere proprio nella Sicilia, e a maggior ragione
quel luogo dove l'unico grande mare è il grano, la consapevolezza di un qualcosa che in futuro possa diventare avvenire. Abbiamo tutto. E processo filmico, pensa che grande vantaggio offrire a tutto il mondo la possibilità infinita di tutti i set possibili e immaginabili. La Sicilia può essere contemporaneamente Maghreb, come può essere le Alpi svizzere, come può essere Mediterraneo, come può essere postmodernità. E quindi ecco, ancora una volta, la consapevolezza che passa attraverso la fatica dell'arte. Io sono ipnotizzata. È meraviglioso. È fantastico. Pietrangelo, ti dobbiamo chiedere qualche istante di pazienza, perché sono le 10 in punto e noi dobbiamo passare la linea alla redazione per le news. Una manciata di notizie al volo e poi torniamo subito in collegamento. Poi ti liberiamo. Con piacere. Rimettiamo subito le cuffie così risentiamo immediatamente Pietrangelo Buttafuoco. Eccolo qua, l'abbiamo ritrovato. Pietrangelo, abbiamo avuto il privilegio e l'onore quel 10 marzo scorso di intervistare durante le prove del mattino Viola Graziosi per questa anteprima nazionale che ci fu in un contesto incredibile che era la chiesa di San Domenico, lo ricordiamo, per la regia di Giuseppe Di Pasquale. Oggi va in scena in un altro contesto altrettanto importante, mistico e suggestivo. Sì, va in un contesto dove a maggior ragione si ripete quello che l'hai ricordato bene nell'anteprima di San Domenico, innanzi alla tomba di Giovanni Falcone, a 30 anni delle stragi di mafia. Abbiamo cercato di svelare il senso che unisce il mito alla tragedia, perché le persone che furono uccise in quella tragica estate del 1992, tutte insieme, diciamocelo, non gradirebbero le lacrime d'anniversario, perché loro appartengono ai giusti, a quelli che esigono rigore nel ricordo e responsabilità nell'impegno. E ricordiamolo, il rigore è quello che regala sobrietà e l'impegno lo trasforma in azione. Perché questa Medea che ha ucciso i figli per evitare loro una sorte da schiavi è una Medea che guarda incredula a una Sicilia che ha ucciso i suoi figli ed erano figli che volevano evitare alla Sicilia stessa la schiavitù. Ma noi sappiamo, carissimi, che il baratro non è l'unico destino possibile. Ora noi che cosa diamo? Diamo sole, mare, montagna, le grandi forze della natura sono quelle che si intrecciano nella nostra Sicilia e sono quelle che danno coraggio a Demetra, che è la dea della rinascita, aiutano Persefone, liberata dall'Ade, quindi dagli inferi, e restituiscono speranza a Medea, mettono in fuga Dioniso, il dio dell'ebbrezza e della morte. E quindi, carissimi, io vi invito stasera ad unirvi a noi, a Morgantina, ad assistere a questa Medea, perché ci sono 3 donne, sono Medea, Demetra e Persefone, che guidano i giusti per il riscatto della nostra terra. Beh, che dire, non si può non accogliere questo invito. Pietrangelo, tra l'altro da stasera inizia questo importante festival del Barbablù. Però ne parliamo fra 3 secondi. E dopo aver ascoltato Meghan Trainor torniamo perché dobbiamo parlare di questo festival importantissimo che inizia proprio questa sera, Ivan. Fino al 7 agosto, Pietrangelo, ci sarà un alternarsi di grandi artisti, di grandi musicisti. Vogliamo accennare qualcosa, Pietrangelo? Guarda, così come Medea noi ci facciamo un punto d'onore e d'orgoglio di essere anche produttori, cioè realizziamo degli eventi, dei fatti artistici che poi faranno il loro viaggio nelle piazze, nei teatri d'Italia. Così come accade per Medea, che è già richiesta per un'infinità di repliche. In anteprima assoluta il pubblico del festival vedrà un'operazione che un pochino mi riguarda, nel senso che Valentino Picone ha fatto un adattamento teatrale del Lupe e la Luna, un mio vecchio libro, è la storia di Scipione Cicala. Ne ha fatto un adattamento teatrale che vedrà in scena il grandissimo Salvo Piparo, un grandissimo contista, e
il magnifico Lello Analfino, che con le sue musiche e le sue canzoni restituirà il racconto di questo ragazzo che viene rapito, portato quindi nella lontana Istanbul per diventare il comandante delle truppe ottomane, in una Sicilia di tanto tempo fa, dove mondi contrapposti si uniscono in uno stesso sangue. E tra gli altri appuntamenti ci sono tanti spettacoli teatrali, tanti concerti musicali, ma ci saranno anche degli eventi, diciamo, di letteratura, presentazioni di libri particolari. Voglio sottolineare quello di Francesco Bozzi. Francesco Bozzi, il grande pubblico lo riconosce e lo conosce per essere l'autore di un altro grandissimo dello spettacolo, un amico caro, un grande siciliano, Rosario Fiorello, e Francesco Bozzi offre al pubblico del Barbablù un dialogo platonico alla siciliana intorno a un tema fondamentale che avrebbe impegnato Platone, avrebbe impegnato sicuramente anche il dibattito filosofico ulteriore derivato attraverso Plotino e quindi nella atomistica, per arrivare all'ermeneutica, per sconfinare infine nella cibernetica, che nell'essenza siciliana si compendia in un titolo appena uscito per i tipi di Solferino Editore: La filosofia del suca. È fantastico. Ho detto, Eliana, tieniti forte perché arriva. Fantastico, ero pronta e contemporaneamente mi si figurava in mente l'immagine del mosaico con questa scritta, con questa artista di Monreale che ha tradotto, ecco, visto che si parla di filosofeggiare su questo argomento, anche un'altra arte come quella del mosaico con queste 4 lettere che sono scolpite un po' nel nostro DNA, va. Basta. Fantastico. Io penso, non lo so, dobbiamo liberarti, non dobbiamo assolutamente diventare responsabili della perdita di un volo. Tra l'altro la sua presenza è fondamentale per l'inaugurazione quest'oggi del Barbablù Fest. Pietrangelo, è grazie. fondamentale, scusami, la presenza del pubblico. Certo. È la tua. Certo, va bene. Allora ci vediamo stasera, giusto? Inshallah. Inshallah. Se Dio vuole sì. Grazie mille Pietrangelo Buttafuoco. Grazie a voi, buon lavoro e complimenti. Grazie, caro. Però qualche volta in studio potrebbe anche venirci a trovare, sarebbe guarda, un grandissimo onore. Io la butto lì, prima o poi magari potrebbe accadere anche questo. Lo faremo. Grazie. Grazie a te, abbiamo la pubblicità e poi si continua con Open Day Cinema. I consigli di Radio In.